Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi volevo parlarvi di Kabbalah. È un argomento che ancora è poco conosciuto, poiché ha cominciato ad avere una certa diffusione a partire dal 1995 in poi. Fino ad allora non solo era estremamente difficile entrare in contatto con questi studi esoterici, ma erano per giunta esclusivamente ambito maschile e soprattutto di una cerchia ristrettissima di persone. Erano infatti pochissimi i cabalisti fino a quella data. Da quel momento in poi è come se fosse stato dato un permesso, un ordine che è disceso dall'alto, si può dire direttamente dalla Keter, per il quale appunto la Kabbalah andava diffusa e insegnata agli esseri umani. Non solo, come ho detto, fino ad allora era strettamente uno studio rivolto soltanto al genere maschile. Si è capito che proprio grazie per fortuna ai tempi che hanno visto un po' la rivalutazione dell'essere femminile all'interno dell'equilibrio della società, che tra l'altro è sempre stata tenuta in altissima considerazione in ambito cabalistico e proprio grazie insomma a questo ordine anche le donne sono state ammesse a questo studio. Penserete che sia una cosa triste che appunto si sia dovuto aspettare tutto questo tempo per poter accedere a questo genere di insegnamenti, eppure dietro c'è una spiegazione molto importante. Tanto per cominciare bisogna capire che secondo la Kabbalah, secondo appunto gli insegnamenti cabalistici, la donna è importantissima quanto l'uomo, proprio perché si conosce, si sa da sempre che l'equilibrio verte su questi due aspetti che devono trovare appunto un'armonia l'uno con l'altro e uno stesso peso proprio per mantenere gli equilibri della bilancia, diciamo così. Dicevamo ieri nella condivisione legata alle anime gemelle quanto appunto non solo un individuo debba bilanciare maschile e femminile all'interno di se stesso, ma poi, completato il suo lavoro e giunti al massimo grado di perfezionamento che può ottenere l'individuo, si è poi in grado di fare il proseguo e continuare nella crescita con il proprio partner. Dunque potete immaginare quanto, perché ancora l'essere umano cresca, sia necessario coinvolgere anche l'aspetto femminile. Dunque ecco spiegato perché finalmente sono state aperte le porte anche alle donne, ma non è soltanto questo. Rispetto a quello che è l'aspetto maschile, il femminile è connesso intimamente con il sacro, con il divino. La donna in questo senso ha un canale preferenziale di connessione con la Keter e con Dio. In effetti è anche la più grande trappola che vive l'essenza femminile, poiché essendo così sensibile e così intuitiva, purtroppo a volte può aver seguito, diciamo così, delle vie non corrette, non giuste, che probabilmente l'hanno fatta disperdere e che le hanno messo insomma grandissime difficoltà per quello che era il vero sentiero iniziatico, il vero sentiero di ritorno verso casa, verso Dio. Questo perché essendo molto più ricettiva, molto più percettiva ed intuitiva, come ho detto, ha una capacità di percepire le energie e i mondi sottili molto più sviluppata rispetto al maschile. Dunque, proprio per natura proprio aveva questa necessità di essere maggiormente tutelata rispetto alla figura maschile.
che essendo meno sensibile appunto ai mondi sottili necessitava e necessita tuttora un addestramento maggiore. Forse per questo anche che è stato insegnato più all'essere maschile piuttosto che al femminile, proprio perché appunto il femminile è come se già veicolasse i messaggi del divino dentro di sé. La donna, essendo ricettiva, essendo connessa, essendo ricettacolo di tutto quello che viene dato dall'alto, è chiaramente è avvantaggiata sotto l'aspetto della conoscenza. È come se in un certo senso fosse già veicolo della conoscenza. Ma attenzione, la sua capacità di percepire i mondi astrali e i mondi sottili l'ha resa anche oggetto di attenzioni dei dominatori astrali, sicuramente maggiori rispetto al maschile, non solo dei dominatori astrali, ma anche proprio del serpente astrale. La storia di Adamo ed Eva è emblematica in questo senso, proprio perché la donna era più sensibile a certe cose, non significa che fosse l'unica ad aver sbagliato. Ricordiamoci che è pur vero che la donna si è fatta incantare dal serpente astrale, ma è anche vero che l'uomo dov'era? Non era al suo fianco a difenderla, non era con lei. Dunque c'è da correggere in entrambe le parti. Quando finalmente l'uomo si prenderà cura della sua donna, la donna non sarà più vittima di questi attacchi e utilizzerà il suo sottile semplicemente per la crescita della coppia. Questo è ciò che adesso la Cabala viene ad offrire, è ciò che adesso è necessario fare. Uomo e donna devono crescere insieme, perché si è divagato anche troppo, la donna persa nei meandri dell'astrale, soggetta a fare corsi, cose, a dilettarsi con le energie, io muovo qui, io muovo lì. Ragazzi, è bellissimo, questa illusione di potere è bellissima, ma intanto è inutile che muoviamo energia a destra e a sinistra se non correggiamo dentro. Questa è proprio la base. Correggiamoci, portiamo l'equilibrio dentro di noi, raggiungiamo l'equilibrio massimo tra maschile e femminile, accogliamo la lezione della Shin, la lettera Shin, che porta proprio l'equilibrio fra l'alto e il basso, l'emisfero cerebrale sinistro e l'emisfero cerebrale destro, tra il maschile e il femminile, il dentro e il fuori. Lo Shin è diciamo la lettera ebraica che ci parla della bellezza dell'anima posta in equilibrio, cioè l'anima che una volta che trova il suo equilibrio diventa bellissima e attrae, no? Attrae poi il suo compagno, il suo maschile perfetto, cioè lo spirito. Non è solo questo il significato della Shin, in futuro vedremo quanto è bellissimo, perché è anche la conoscenza in sé, e questo è attraverso la conoscenza infatti che noi acquisiamo l'equilibrio. Purtroppo, appunto, dicevo, la donna è più sensibile, è più portata ed è quella che ha meno bisogno di spiegazioni, perché dentro di sé sente, già ha la percezione di come stanno le cose e ama condividerlo col suo compagno, ama coinvolgerlo nel suo percorso. Dunque era necessario far crescere da questo punto di vista il genere maschile. Purtroppo in questo frangente, che è durato anche troppo lungo, la donna è stata schiacciata, la donna è stata ridotta al silenzio, non è stata capita, mentre qualunque uomo degno di questo nome sa benissimo che non sarebbe nulla senza una vera donna accanto. Dunque i cabalisti hanno ben chiaro il ruolo della propria compagna, sanno benissimo quanto sia importante non solo per loro ma per l'equilibrio di tutto il creato, e dunque
venerano la propria compagna nella giusta misura e sono venerati dalla propria compagna. Ricordiamoci sempre parole, sono parole non cabalistiche, ma sempre vere, che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Come una grande donna, accanto a un grande uomo che l'ha saputa rendere grande. Cioè, al giorno d'oggi, una donna per diventare grande, non che non ce la faccia da sola, ma è chiaro che è uno sgomitare continuo, ma ha accanto un uomo che ha creduto in lei. E dunque è importantissimo fare questo lavoro insieme, trovare insieme quali pezzi può portare la componente femminile e la componente maschile, perché tutto il creato si basa su un gioco di equilibri. E gli equilibri sono fondamentali. Un mondo squilibrato sul lato destro, cioè sul lato maschile, rischia di diventare violento, di diventare appunto arrivista, tutto quello che è oggi nel mondo occidentale. Un mondo squilibrato sulla destra, scusate, sulla sinistra, e cioè sull'aspetto femminile, può diventare esattamente all'opposto, ma in modi diversi o addirittura anche simile. Ricordiamoci il periodo delle Amazzoni, non è che fosse tanto meglio. Uomo e donna devono camminare insieme, uomo e donna sono uno il trampolino di lancio dell'altro, sono uno il sostegno dell'altro, prima di tutto dentro di noi. E quando è fatto dentro di noi si ripercuoterà e si rispecchierà in esterno. Con questo io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Parleremo poi anche della figura uomo-donna nell'ambito magico, perché anche qua è importante ed è fondamentale poi fare dei punti di chiarimento, fare insomma delle osservazioni che vi permettano di comprendere come funziona veramente. Vi saluto, grazie per avermi ascoltato, vi rimando a domani, saluto tutti i miei iscritti, grazie per seguirmi, ci rivediamo alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.